Oggi è un giorno un po' particolare, vedere il passato l'abbiamo visto in 2 minuti e mezzo, penso sia più che sufficiente, adesso dobbiamo guardare avanti. Grazie a tutti, intanto delle persone che sono intervenute oggi, mi auguravo che ci fossero tante persone e posso già dirvi che tra seduti e in piedi i conti che abbiamo fatto li abbiamo abbondantemente superati, per cui qui dentro, e state belli comodi, siamo oltre 800. Okay? Per cui già questo è di buon auspicio e vedete che sarà un qualcosa che potrà contenere eventi anche molto più importanti e molto più rappresentativi. Il passato, dico sempre alle mie figlie Giorgia e Michelle, quel che è passato, no? È inutile rivangarlo, non lo puoi più cambiare, quello che è rimane. Tu puoi guardare solo il futuro, imparare da ciò che hai fatto per fare qualcosa di meglio nel domani. È vero, ci è voluto tanto, ma ce l'abbiamo fatta. Victoria Sport & City, secondo noi, sarà il punto di riferimento nuovo per la città, punto di riferimento per il turismo, perché naturalmente vogliamo che sia un punto un fiore all'occhiello e un punto di ritrovo per tutte le persone nuove che verranno a visitare Vittorio Veneto, e qui potranno trovare, in collaborazione con l'amministrazione e con tutti i servizi pubblici, anche un punto di partenza verso le varie destinazioni turistiche che abbiamo in città e che abbiamo nelle zone limitrofe. È chiaro che per fare un intervento del genere, un'opera del genere, non si riesce sicuramente a farlo da soli. Ci vuole un grande gruppo, ci vuole una grande famiglia, prima di tutto, per cui è chiaro che ci sono stati dei momenti molto difficili per poter proseguire e andare avanti. Un ringraziamento particolare chiaramente ai miei genitori, Lieta e Bruno, a mia sorella Luisa e a mio cognato Walter. Qua la famiglia è il punto fondamentale su cui secondo me assieme allo sport si può ricreare un mondo diverso e anche un modo diverso di vivere. Oggi abbiamo bisogno di valori, abbiamo bisogno di riscoprire come era una volta star liberi e sereni in giro per le strade e nell'oratorio, no? Io mi ricordo a Salsa, e per cui sono qua i rappresentanti anche della squadra che sponsorizziamo e aiutiamo da parecchio tempo, perché Victoria Sport vuole proprio essere questo, un centro principalmente per le famiglie, dove i genitori portano poi i loro figli e una zona molto ampia, sicura, recintata e sotto sorveglianza possono stare tranquilli, lasciarli, fare le loro compere, fare le loro attività di svago, e dall'altra parte i ragazzi divertirsi e naturalmente passare del buon tempo con gli animatori dello sport e tutte le attività che si possono fare al centro. È logico che Vittoria Sport qui ha un grande significato, perché siamo immersi, oltre che nel verde, anche in strutture sportive già esistenti, pubbliche e private, per cui questo qui diventa proprio un punto di aggregazione principale per poi espandersi in tutta la città di Vittorio Veneto. Principalmente che cosa c'è nel Victoria? Nel Victoria c'è questa bellissima sala dove si ospiteranno eventi sportivi, eventi culturali, eventi anche conviviali e di convegni di qualsiasi livello. L'idea però è quella che tutto il centro non sia un qualcosa che lavora solo alcuni giorni durante il mese, ma qui voi troverete degli eventi tutti i giorni. Tutti i giorni, da lunedì praticamente tutte le zone saranno aperte e voi potrete girare, vedere, divertirvi tutte le sere e tutti i giorni, compresa questa sala. Per cui lo sport qui dentro si pratica ogni ora del giorno fino a notte inoltrata, ok? Per cui si apre col nostro amico Antonio in palestra alle 7:30, giusto? Mi dice 8, ma
Li faremo anticipare un attimino perché ci sono i bonorivi anche, e si andrà avanti lungo tutta la giornata fino alle 2 del mattino con Giusy, che adesso non vedo, eccola laggiù in fondo, eccoci, che è la nostra eroina dal punto di vista del food e beverage, quindi mangiare e bere, che ci accompagna sulle colazioni, sui pranzi di lavoro veloci, pranzi più lenti, i pranzi legati chiaramente allo sport, al fitness eccetera, e l'aspetto naturalmente della cena e del dopo cena. Quindi, come dicevo prima, però un dopo cena controllato, tranquillo, dove i ragazzi possono divertirsi in tutta sicurezza e senza disturbare nessuno. Giusto? Perché è questo il nostro obiettivo. Dall'altra parte, all'interno di questa giornata, naturalmente c'è l'aspetto commerciale dei negozi, c'è l'aspetto della medicina dello sport, c'è l'aspetto, verrà quello del centro benessere, quindi con le piscine, con i massaggi, con la bellezza per le signore e anche per naturalmente i maschietti senza nessun problema. Fuori uno grande, sono più di 15.000 metri quadrati che verranno attrezzati per sport permanenti e sport anche che cambiano a seconda delle stagioni e dei mesi. In anteprima possiamo già dirvi che durante la prossima stagione invernale verrà approntata una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, okay, per divertirci in tutta la stagione invernale. Quindi naturalmente ci sarà spazio per sì lo sport, ma anche grandi eventi culturali, musica, concerti, intrattenimento per i giovani e i meno giovani. Adesso il nostro speaker mi suggerisce naturalmente che questa sala che vedete oggi è una delle conformazioni che può avere, ma di fatto possiamo arrivare fino a 1000 posti a sedere. Oggi ce ne sono 600 perché volevamo lasciare anche un po' di spazio attorno. Anche il palco può essere montato, dislocato in qualsiasi parte a seconda degli eventi o anche tolto completamente all'occorrenza. Bene, ancora grazie a tutti che siete venuti oggi.